Va ora in onda la chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con il Sussidiario TV, presenta la chiusura delle borse di oggi. Buonasera, bentrovati. Mercoledì 17 giugno veniamo all'aggiornamento sulle borse. Partiamo oltreoceano, Wall Street. L'unico andamento negativo al momento è quello per Standard & Poor's con un meno 0,03%, una quota punti di circa 7.500. Dow Jones 52.188, la quota 0,36, la percentuale 0,37%. Nasdaq 30.079, Russell 2000 2.966, 0,92 come percentuale. Vediamo il VIX, l'indice della volatilità 16,8, terreno positivo 2,86 la percentuale. Valutario dollaro 99,6, euro dollaro 1,15, sterlina dollaro 1,33. Spostiamoci a vedere insieme le materie prime. L'oro continua a crescere, la percentuale in verde, siamo a 4.355 dollari all'oncia, 76 dollari al barile. Per il petrolio percentuale in rosso, meno 0,46%. Titoli di Stato, vediamo BTP Bund 71,460. Una parentesi come di consueto anche sulle criptovalute. Bitcoin 65.235 dollari, 1.760 sono i dollari per Ethereum. Sono le 17.31, si sono concluse le contrattazioni in piazza affari, si chiude tutto con la maggioranza di una percentuale verde tranne per il mercato francese. Infatti CAC 40 chiude con un meno 0,16%, una quota punti di 8.433. Vediamo l'indice di Casa Nostra 0,17%, 52.520, quota punti per FTSE MIB. Mercato spagnolo chiude a una quota di 19.404, percentuale dell'1,25%, 0,08% per il DAX con una quota punti di 24.931. Vediamo il mercato inglese, chiude con uno 0,11%, 10.505 la quota punti. 6.297 la quota punti per Stoxx 50, da tenere sempre d'occhio quando si parla dell'Eurozona perché ci racconta i 50 principali titoli europei, percentuali in verde 0,64%. E questi gli aggiornamenti, io vi ringrazio, vi auguro una buona serata. Avete ascoltato la chiusura delle borse, realizzato in collaborazione